È l'incubo di ogni genitore, un figlio rapito portato via da qualcuno senza un perché, senza poterlo vedere né aiutare. Ed è quello che sarebbe accaduto ad una mamma di Favaro Veneto, che ha presentato una denuncia ai carabinieri. Una zingara ha tentato di portare via mio figlio, ha detto ai militari la donna. Una storia ancora tutta da accertare e sulla quale gli investigatori stanno effettuando delle indagini. Secondo quanto ha raccontato la mamma, era andata a prendere il piccolo di soli 5 anni alla scuola materna. All'uscita il figlio ha iniziato a giocare con dei bambini mentre la donna si è intrattenuta a parlare con altri genitori. Ad un tratto, sempre secondo la sua versione, ha alzato lo sguardo e si è accorto che il piccolo, che aveva perso di vista, era a mano nella mano con una donna con i capelli e gonna lunga. Una zingara, avrebbe detto ai carabinieri. La mamma, terrorizzata a quel punto, avrebbe iniziato a gridare, facendo desistere la donna, che, lasciato il piccolo, sarebbe salita velocemente in auto. La macchina, una Clio di colore bianco, si sarebbe dileguata in pochi attimi. Il grave episodio ha iniziato a girare in paese in poco tempo, seminando il panico fra le famiglie. I carabinieri sulla vicenda mantengono il più stretto riservo, sono in corso indagini e non è ancora stato accertato se si sia trattato o meno di un vero rapimento. Dovranno essere ascoltati anche i genitori di altri bambini che possano aver visto l'episodio e raccolti i riscontri di una storia che, se fosse accertata, sarebbe davvero un fatto gravissimo.